3. Drangheta in Veneto, il blitz dei carabinieri del Ross, 20 perquisizioni e 7 arresti con il clan calabrese dei multari di Crotone, in manette anche un imprenditore proprietario di un cantiere navale a Quarto d'Altino. Ma non ci sono solo complici del clan trapiantato in Veneto, 2 imprenditori ridotti sul lastrico dopo essere finiti nel sistema dei multari. Speranze pressoché nulle per il 44enne sube di origini veneziane scomparso nel lago dopo un'immersione con un amico a Santo Domingo. Una sigaretta lasciata accesa è l'origine dell'incendio costato la vita a Sant'Agostinetti, aperta un'inchiesta nel pomeriggio Nuovo Rova, Martellago, bruciano 2 container. L'università italiana è paralizzata dalla burocrazia e sottofinanziata rispetto al resto d'Europa, la denuncia del rettore di Ca' Foscari alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico. Fate ricomparire la bice di Coppi, anche anonimamente, tutta la comunità salese vi sarà grata, tra le lacrime l'appello dell'81enne Bruno Carraro ai misteriosi ladri della bice donatogli dal campionissimo. Non si ferma l'ondata di solidarietà nei confronti di Manuel Bortuzzo, le parole di Alex Zanardi: nel momento in cui ce n'è più bisogno emergono energie nascoste. Buonasera e ben ritrovati, edizione veneziana dei nostri notiziari, lo avete sentito, 'ndrangheta in Veneto, il blitz all'alba dei carabinieri condotto dalla Procura di Venezia, 20 perquisizioni e 7 arresti con il clan della famiglia calabrese e dei multari di Crotone, in manette anche un imprenditore veneziano proprietario di un cantiere navale di Quarto d'Altino. La luce blu delle sirene si stagliava tra le strade del Veneto scandendo l'alba di oggi. Ecco le immagini del blitz dei carabinieri contro l''ndrangheta nella nostra regione. 20 le perquisizioni effettuate in tutta Italia, con in particolare Venezia, Treviso, Vicenza e Verona, osservate speciali. 7 gli arrestati, con il clan della famiglia dei calabresi multari di Crotone, da 30 anni trasferitasi nel capoluogo scaligero e legata alla cosca di Nicolino Grande Aracri, da anni responsabili di gravi condotte illecite commesse con l'aggravante del metodo mafioso. A tutti, infatti, tra i vari e pesanti reati è stato contestato l'articolo 416 bis del Codice Penale, quello, per intenderci, legato all'associazione a delinquere di stampo mafioso, appunto. Si presentano come imprenditori e quindi trattano a pari con altri imprenditori locali. Una volta entrati nel sistema del soggetto con cui sono venuti a contatto, lentamente da amici e da imprenditori che hanno investito diventano estorsori. Le indagini avviate nel 2017 hanno permesso di ricostruire per la prima volta l'operatività della famiglia criminale calabrese dei multari in raccordo con imprenditori locali di Lonigo nel Vicentino, 2 nel Padovano e pure 1 nel Veneziano. È il caso del 7° arrestato, l'industriale con cantiere nautico a Quarto d'Altino Francesco Crosera, 53 anni, di Meulo, che per evitare un arbitrato aveva preferito far dare alle fiamme il suo yacht ormeggiato nelle acque di Alghero. Era quello che aveva chiesto l'intervento per risolvere il problema, che non voleva risolvere per le vie legali. Questo è, come sottolineavo prima, un elemento di particolare pericolosità, perché non avevamo finora degli elementi che ci consentissero di dire che nel Veneto vi era un riconoscimento di questa capacità di intervento della criminalità organizzata. Detto questo, però, è anche vero che una volta chiamati gli imprenditori, come dire, oggetto dell'estorsione, hanno parlato, e quindi questo anche significa che l'imprenditoria e l'ambiente è comunque sano, deve solamente essere fermata questa penetrazione, che è innanzitutto una penetrazione economica per poi diventare criminale da parte della criminalità organizzata. E adesso la storia di 2 imprenditori veneti caduti nelle maglie del clan e finiti sul lastrico e sulla strada.
Possedevano aziende floride e in salute economica rispettivamente nel settore edile l'uno e del legno specializzato in serramenti l'altro, ma poi, dopo aver dato fiducia e aver fatto entrare nelle proprie aziende il clan dei Multari, con il trascorrere degli anni, ben 15, si sono ritrovati completamente sul lastrico e a vivere il primo in una roulotte, con l'altro diventato un senza fissa dimora che sopravvive grazie agli aiuti della Caritas. Entrambi sono del Padovano. Hanno avuto tutta una lunga vicenda, diciamo, di progressivo, diciamo, deterioramento della loro posizione economica e quindi anche familiare, diciamo, e psichica, proprio perché è stato un rapporto che nell'arco di diversi anni si è andato deteriorando sempre più e ha visti diciamo, esporsi sempre più sia nel rapporto, diciamo, dell'accesso al credito, quindi con le banche, sia nella propria attività di impresa quotidiana. Di seguito le condizioni in cui li hanno trovati gli investigatori con il progredire delle indagini. Hanno permesso di sostanzialmente risollevare da un grave stato di prostrazione psichica ed economica 2 imprenditori che, avvicinati da noi sostanzialmente dall'arma territoriale, si sono visti, tra virgolette, diciamo, rassicurati e hanno avuto il coraggio, insomma, sostanzialmente di verbalizzare. E per quanto riguarda invece aspetti pratici, sostanzialmente riuscire a documentare in un lasso di tempo, diciamo, di circa 2 anni di indagine tutta una serie di reati che si erano sviluppati anche in epoca antecedente. Tragedia sulla costa settentrionale di Santo Domingo, sono dispersi da sabato 2 sub italiani, Carlo Basso e Carlo Barbieri, il primo è di Mestre, al momento risulta impossibile recuperare i corpi. E Mestrino, uno dei 2 sommozzatori italiani dispersi da sabato durante un'immersione nelle acque di Santo Domingo in località Marial Trinidad Sanchez. Si tratta di Carlo Basso, 44 anni, originario della Cipressina ed alcuni anni residente in Liguria, e dell'amico Carlo Barbieri, ligure, entrambi considerati sommozzatori esperti. La tragedia, resa nota nelle scorse ore dalla Dominican Republic Speleology Society, ha annunciato la loro scomparsa, spiegando che i 2 sono stati visti per l'ultima volta il 9 febbraio intorno a mezzogiorno. Le ricerche dei corpi sono rese difficoltose a causa della scarsa visibilità sott'acqua, con i 2 amici che sarebbero rimasti bloccati in un corridoio, cioè 700 metri di tunnel sommersi. Il mestrino Carlo ha svolto tra l'altro l'attività di istruttore guida sub. Suo fratello è Don Giacomo, sacerdote della diocesi di Venezia, da anni in missione in Kenya. Il patriarca Francesco Moraglia ha espresso grande affetto e vicinanza al carissimo Don Giacomo Basso, alla mamma Giuliana, al papà Piero e a tutti i familiari per la tragica e improvvisa scomparsa del fratello Carlo. Ieri a Mestre, nella chiesa della Cipressina, si è tenuta una veglia di preghiera organizzata dalla comunità che il mestrino frequentava prima di trasferirsi in Liguria. Era anche un ex giocatore di football americano degli Highlanders Venezia, aveva anche 2 figli piccoli. Ed ancora cronaca, dalle 14.30 circa i vigili del fuoco hanno operato in via Trento a Martellago per l'incendio di 2 container contenenti materiale per la manutenzione degli impianti sportivi. I pompieri intervenuti con 2 squadre hanno spento le fiamme, evitando il coinvolgimento di altre vicine casette e strutture. Il rogo ha danneggiato un trattore, un trattorino tagliaerba e annessa attrezzatura adibita alla manutenzione del manto erboso dei campi da calcio, custodite nei 2 depositi e sotto una tettoia attigua. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento da parte del personale dei vigili del fuoco, sul posto la polizia locale ed i carabinieri. La Procura di Venezia ha aperto un'inchiesta sulla morte di Santa Agostinetti, l'88enne deceduta ieri nell'incendio di un appartamento in centro storico. È stato quasi certamente un mozzicone di sigaretta lasciato acceso dalla stessa anziana la causa dell'incendio costato la vita a Santa Agostinetti. L'abitazione vicino a San Simeon, dove l'88enne viveva dal 2017, è stata dichiarata inagibile, così come l'appartamento sottostante, dove risiedono altre 3 signore non più giovani. 2 di loro sono ospitate in una struttura del Lido, l'altra a casa del figlio. Delle indagini si sta occupando la polizia locale, dopo i rilievi eseguiti dalla sezione distaccata dei RIS di Verona. L'impianto antincendio dell'appartamento era stato installato da poco. Si dovrà capire se sia entrato o meno in funzione e perché non abbia impedito lo svilupparsi del rogo.
Già in passato in quella casa erano stati segnalati problemi. Lo scorso ottobre le 4 inquiline erano rimaste per 2 settimane senza riscaldamento. Dopo quanto accaduto tornano a chiedere il completamento della rete antincendio in centro storico i 2 consiglieri comunali del gruppo misto Renzo Scarpa e Ottavio Serena, autori già in passato di iniziative per stimolare l'amministrazione a finanziare i lavori. Non si può attendere e rinviare di anno in anno questo problema, perché ripeto, già doveva essere esaminato e affrontato nel 2017 e anche nel 2018, cioè il rischio e la gravità della situazione è dietro l'angolo, è in agguato dietro all'angolo. L'appartamento nel quale si è sviluppato l'incendio era comunque nelle vicinanze di un idrante, utilizzato dai pompieri per spegnere le fiamme nel minor tempo possibile. Al loro arrivo l'anziana era già deceduta. Bruno Carraro, l'81enne cui hanno rubato la bici di Coppi, torna a chiedere ai ladri di restituirgli la bici e spiega ai ladri perché fare questo gesto. Bruno Carraro, l'81enne di Sant'Angelo di Santa Maria di Sala, a cui domenica hanno rubato la bici usata da Fausto Coppi nella Parigi-Roubaix del 1948, oggi, asciugandosi le lacrime, spiega ai ladri perché restituendo anche in forma anonima la Bianchi di Coppi farebbero un gran gesto per l'intera comunità salese. Santa Maria di Sala è il paese dei campioni, ha avuto dei grandi campioni, ha avuto Toni Bevilacqua, Mario Valotto, Arturo e Alfredo Sabadì e Attilio Benfato e la ragazza che ha avuto quell'incidente che è morta a 22 anni da Pietro Bon. Praticamente atleti nati a Santa Maria di Sala, per quello dico sempre io che è il più bel paese del ciclismo nazionale. Il signor Bruno è stato amico di grandi campioni, a cominciare dal mito e icona di umanità Gino Bartali. Gino Bartali, mi ricordo l'episodio che stavo attraversando la strada in bicicletta e ho sentito una botta, un botto dietro, mi giro e vedo delle macchine che volavano via. Corro là e era Gino Bartali, che ha avuto un incidente che dopo aveva 40 anni e non ha più corso. Io in Trozzi, un suo aggregario che aveva vinto il Giro di Francia del 38, che aveva il distributore di benzina proprio su quel posto lì. Che anno era? Nel 53. L'abbiamo caricato sulla giardinetta, quella delle giardinette, che si ricorda, dato giù i sedili e abbiamo portato all'ospedale di Cantù. E tra un ricordo e una lacrima arrivano gli aggiornamenti dal fronte delle indagini, ma al momento per nulla confortanti. Stiamo ancora esaminando le telecamere e che però, devo dire, il furto è avvenuto in una parte della villa che non è proprio sotto stretto controllo delle telecamere, in quanto le telecamere sono poste dall'altro lato. Il nuovo accorato messaggio ai ladri. Prego il Signore che me la consegnino, farebbero un gesto meraviglioso. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri dopo la segnalazione che alcune pietre di inciampo nel centro di Venezia sarebbero state sporcate con delle uova. Le pietre si trovavano in campo Santa Maria Nuova, nelle vicinanze dell'ospedale civile e di un centro di salute mentale. Sono dedicate alla famiglia Dina, i cui membri, tra cui 2 bambine, morirono deportati ad Auschwitz. Secondo la segnalazione, tuttavia, tracce di uova si trovano anche su alcuni balconi e mura esterne dell'edificio davanti al quale si trovano delle pietre, per cui lo sporco potrebbe essere stato causato dagli schizzi delle uova lanciate contro le pareti. Scoperta ieri sera a Mestre una coppia di ladri intenta a rubare uno scooter in via Giotto, con i ladri intercettati nella vicina via Costa, dove volevano nascondere il maltolto. A lanciare l'allarme e chiamare la polizia un residente che era a passeggio con un cagnolino intorno alle 23. I poliziotti giunti sul posto individuavano i dei 2 giovani, rispettivamente di 27 e 18 anni, entrambi italiani, portati in questura per gli accertamenti del caso e denunciati per il reato di ricettazione in concorso. Con il proprietario dello scooter, che nel frattempo verso l'1 del mattino intercettato una volante, lamentava il furto del suo motorino che era stato in precedenza affidato in custodia giudiziale a una ditta specializzata e poi riconsegnatagli. L'università italiana è paralizzata dalla burocrazia e sottofinanziata rispetto a quelle del resto d'Europa e anche dei paesi in via di sviluppo. La denuncia del rettore di Ca' Foscari, Michele Bugliesi, alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico. Sentiamo. Gaudeamus vigitur, juvenes
L'Università Ca' Foscari inaugura l'anno accademico al Teatro Goldoni con la soddisfazione di iscrizioni in costante aumento, ma anche con una punta di preoccupazione per la mancanza di una riforma del sistema, mentre gli atenei del resto del mondo diventano ogni anno più competitivi. Indubbiamente il nostro sistema complessivamente soffre di un sottofinanziamento strutturale. Non è un'invenzione, qualunque raffronto con le politiche europee, con le risorse a disposizione in Europa, negli Stati Uniti, anche nelle economie emergenti ormai, ci vede nelle retrovie in modo importante. Tra gli aspetti positivi una collaborazione sempre più stretta con le istituzioni locali, a partire dal Comune di Venezia, con il quale nel 2018 sono stati sottoscritti accordi per favorire la residenza degli studenti in città e per la costituzione di un nuovo centro di ricerca sui restauri. Tra le criticità una burocrazia che pesa come un macigno sulla gestione dell'Ateneo. Quello universitario è un sistema in cui il tempo che intercorre tra una decisione e i suoi effetti esecutivi è eccessivamente lungo, è innecessariamente lungo. Per interventi sull'edilizia faccio un esempio: tra la decisione di un investimento e l'inizio dei lavori passano anni spesi in autorizzazioni, in progetti, in appalti, gare, ricorsi e quant'altro. La cerimonia è poi proseguita con la consegna dei premi al merito ai migliori studenti e con la Lectio Magistralis del professor Jan Zielonka, dedicata al fallimento delle elite nella costruzione del progetto europeo. Dichiaro ufficialmente aperto l'anno accademico 2018-2019 dell'Università Ca' Foscari di Venezia, il 150° dalla fondazione. Ed ora ci fermiamo un attimo per una piccola pausa pubblicitaria. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Da Mestre l'appello ai vertici del PD, dell'ex sindaco Cacciari. Sentiamo. Ci serve a noi dire populisti? O non sarebbe più idoneo, una volta finita la nostra linea, discernere e dire certo c'è una contrapposizione radicale con un partito di estrema destra europea nazionalista populista come la Lega, ma con i 5 Stelle non si può ragionare. Non si può ragionare sulla questione del lavoro, sulla questione che loro chiamano reddito di cittadinanza, non è un problema. La politica è l'arte dell'alleanza e del compromesso tra diversi, come la sinistra ha sempre saputo dai tempi di Togliatti, prima di tentare la via del partito della nazione che ha portato all'attuale disastro. Con queste argomentazioni Massimo Cacciari lancia da Mestre l'idea di un'alleanza tra PD e 5 Stelle, alla presenza del segretario democratico uscente Maurizio Martina, visibilmente imbarazzato. Lo dice la parola stessa, insiste l'ex sindaco di Venezia, il partito per definizione è una parte e quindi da solo non governa. Un'idea cautamente abbracciata dal deputato PD Nicola Pellicani, che in un sistema tripolare non vede alternative per tornare al governo del paese. Il Partito Democratico, la sinistra, è una parte di questo tripolarismo che si ricordava. È chiaro che in prospettiva bisogna anche ragionare sul tema delle alleanze. Non è all'ordine del giorno, ma è chiaro che è un argomento che va affrontato, perché il Partito Democratico nasce come partito di governo, come partito riformista, quindi l'obiettivo è costruire un'alternativa credibile al governo attuale. Rischio allagamenti nella terraferma veneziana a causa della mancanza di manutenzione alle fognature e la denuncia dei consiglieri comunali del gruppo misto. Il cronico rischio di allagamenti in gran parte del territorio di Mestre non è stato affrontato adeguatamente dal nuovo piano delle acque, secondo i consiglieri comunali del gruppo misto Renzo Scarpa e Ottavio Serena. Il documento presentato in commissione, sostengono i due, non affronta il tema cruciale delle manutenzioni della rete fognaria. Tutti i nostri reflui provenienti dalle abitazioni e dagli impianti produttivi finiscono in grandi collettori che raccolgono sia le acque nere che le acque bianche, cioè quelle di fognatura che le acque meteorologiche. Ma questi grandi collettori molto spesso sono intasati da fanghi e da acque di risulta, per cui non riescono a svolgere la loro funzione. Oltre alla realizzazione di nuovi impianti, spiega Scarpa, è quindi necessaria un'attenta manutenzione di quelli esistenti, a partire dalla costante sorveglianza della rete.
Abbiamo quindi consigliato la videoispezione in tutte le condotte principali per garantire che siano libere da ostruzioni. Faccio un esempio. In Viale San Marco ci si è resi conto durante i lavori di realizzazione del tram che il grande collettore fognario che porta verso il parco di San Giuliano ha all'interno di se stesso le numerose radici degli alberi che sono presenti in quel viale, e questo impedisce chiaramente il deflusso e il funzionamento perfetto del collettore. Non si ferma l'ondata di solidarietà nei confronti di Manuel Bortuzzo. Sentiamo le parole di Alex Zanardi e dei campioni di nuoto Paltrinieri e Detti. Ma io credo che ognuno di noi ha probabilmente energie che vengono fuori nel momento in cui servono davvero. Sono felice che da subito lui abbia avuto questa reazione e credo che insomma non gli mancherà occasione, se ha voglia di cercarla, anche di trovare ispirazione. Chissà mai anche nei ragazzi che fanno sport nel movimento paralimpico. Energie nascoste che emergono nel momento in cui ce n'è più bisogno, come quelle che il nuotatore trevigiano Manuel Bortuzzo sta tirando fuori in questi giorni, dopo il vile agguato subito a Roma e l'amara consapevolezza di aver perso l'uso delle gambe. A dirlo niente meno che Alex Zanardi, l'ex pilota automobilistico e ciclista, 4 volte medaglia d'oro ai Giochi Paralimpici e detentore di svariati titoli mondiali, ha dedicato parole di stima e di incoraggiamento per il giovane e sfortunato atleta. Parole di speranza per un recupero che, se non potrà riportare tutto come prima, potrà almeno far guardare il futuro con occhi determinati e spirito forte. E detto da lui, c'è da fidarsi e c'è pure lo spazio per una battuta. Che insomma la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo delle volte e bisogna attrezzarsi per fare in modo di risolvere le cose. Qualora lungo il suo cammino dovesse avere delle curiosità che lui crede io possa soddisfare, sarò felice di rispondere alle sue domande. Un'ondata di solidarietà, quella che ha travolto Manuel Bortuzzo. Dopo la M dipinta sul braccio di tutti i nuotatori e la valanga di post di sostegno su Facebook, per lui anche il videomessaggio dei campioni di nuoto Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti. Ciao Manuel, noi ti volevamo fare il nostro più grande in bocca al lupo per una buona ripresa e tra l'altro il Moro ci sta facendo fare anche la tua parte d'allenamento, quindi datti una mossa a tornare che ci manchi un sacco. Oltretutto poi ci hai detto che appena torni ci vuoi subito distruggere, quindi mi raccomando dai, noi ti aspettiamo a braccia aperte. Ed è tutto da Venezia. Io vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20 e 10, il titolo Addio TAV, in studio Matteo Zoppas, presidente di Confindustria Veneto. E questa era l'ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni grazie alla presenza dell'alta pressione. Nel dettaglio sul Veneto prosegue un tempo asciutto e stabile grazie alla presenza dell'anticiclone. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Qualche foschia mattutina non sarà da escludere sulle pianure. Temperature minime comprese tra i -3 e 0 gradi, massime oscillanti tra i 6 e i 10 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà il bel tempo a dominare. Il sole sarà protagonista della giornata, non sono infatti attese precipitazioni degne di nota. Il cielo sarà sereno o con qualche velatura a carattere sparso. Temperature minime comprese tra i -2 e 0 gradi, massime oscillanti tra gli 8 e 9 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, sarà soleggiato anche sulla nostra regione, dove il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso ovunque. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime comprese tra i -6 e -1 grado, massime oscillanti tra i 10 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.